Un profilo genetico a cui adesso è stato dato un nome per l'omicidio della 44enne Sandra Casagrande, assassinata la sera del 29 gennaio del 1991 all'interno della pasticceria Due Torri di Roncade. La Procura della Repubblica di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati un 57enne originario di San Cipriano, Paolo Gorghetto, poco più che ventenne all'epoca dei fatti. A lui gli inquirenti sono arrivati non attraverso una delle tante piste seguite negli anni, ma grazie alla banca dati nazionale del DNA. Abbiamo identificato un soggetto il cui DNA corrisponde a quello repertato all'epoca dei fatti e sul quale la magistratura adesso ha chiaramente delegato degli approfondimenti investigativi e abbiamo provveduto a prelevare il suo DNA per fare un ulteriore confronto al RIS di Parma. Un ignoto che fino a pochi mesi fa non era neppure stato sfiorato dal lungo iter della vicenda, ma il cui profilo genetico è risultato compatibile con quello di un individuo sconosciuto, ricavato dalle tracce organiche repertate all'epoca all'interno della pasticceria e sulle banconote macchiate dal sangue di Sandra recuperate nel self-service di un distributore di benzina di Roncade, dove secondo gli investigatori l'assassino quella sera si era fermato a fare carburante. Profilo finito appunto nella banca dati, dove poco tempo fa è stato inserito anche quello di Gorghetto. Recentemente questo profilo ha matchato con quello del soggetto che era stato arrestato per un altro delitto. Da lì le indagini serrate condotte dal nucleo investigativo dei Carabinieri di concerto con l'aliquota della sezione di PG della Procura trevigiana. L'ipotesi è che quella sera il killer abbia visto la porta aperta, la luce accesa in pasticceria, sia entrato. Cosa volesse non è chiaro, ci sia stato un litigio e il violento epilogo. Niente telecamere all'epoca della morte della Casagrande, niente celle telefoniche, nessun collegamento diretto tra vittima e indagato, che tuttavia compie un reato, nulla di altrettanto grave, ma viene arrestato e il suo DNA schedato. L'incrocio dei dati porta improvvisamente a lui. Di fronte agli inquirenti che gli hanno chiesto conto del fatto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al RIS è affidato il compito di una seconda, approfondita verifica del DNA, ma già ora gli inquirenti parlano di svolta importantissima consentita dalle moderne tecniche di indagine genetica.